Vedere il proprio pianeta dal di fuori è una grande emozione, ma è anche un punto di vista sicuramente non usuale. Dal punto di vista delle emozioni, ovviamente l'assenza di peso domina su tutte e ha la grande sensazione di libertà. Comunque quando si torna quello che rimane soprattutto impressa è la bellezza della terra, i colori, l'azzurro che domina degli oceani e anche una sensazione di fragilità. L'astronauta Umberto Guidoni, ospite d'onore all'Università Politecnica delle Marche per la cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca che si è svolta nella prima giornata del Your Future Festival. Come ha ricordato il rettore Sauro Longhi, nel 2019 sono esattamente 50 anni dalla nascita dell'Università Politecnica e dallo sbarco sulla Luna. Guidoni, 65 anni, di Roma, ha effettuato il suo primo volo spaziale nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia. Seconda esperienza nello spazio nel 2001 con lo Space Shuttle Endeavour. Durante questo volo ha avuto il privilegio di essere il primo europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'astronauta ha raccontato ai presenti, mostrando dei video, il viaggio dell'uomo nello spazio degli ultimi 50 anni. Lo sbarco sulla Luna è stato forse il punto più alto dell'esplorazione dello spazio, però è stata fatta al limite delle tecnologie degli anni 60 e quindi per questo ci siamo appena arrivati, soprattutto perché era in corso una gara, una competizione, direi quasi una guerra fredda fra russi e americani e quindi arrivare sulla Luna era una questione di prestigio politico, militare, tecnologico. Nel frattempo però abbiamo costruito veicoli per andare in orbita intorno alla Terra, abbiamo costruito basi intorno alla Terra e adesso, 50 anni dopo, ci prepariamo a tornare sulla Luna, stavolta per restarci. Che messaggio vuole dare ai giovani? Io avevo poco più di 15 anni nel 69 quando i primi uomini sono sbarcati e come milioni di altri ragazzi avevo anch'io il sogno di viaggiare nello spazio e magari di andare sulla Luna o addirittura su Marte. Poi non è stato così, non è stato possibile, solo pochissime persone sono riuscite a coronare quel sogno, meno di 600 persone hanno volato nello spazio in 50 anni. Ecco, penso che questa generazione vedrà cose molto diverse, lo spazio diventerà un ambiente di lavoro e probabilmente alcuni di quelli che oggi sono qui lavoreranno, svolgeranno la loro professione magari sulla Luna o forse sulle basi di Marte.